Una schisa di ragazzi che peso. Forse è meglio che vado a prendermi qualche porcino di nascosto. Che Juventus Parma, un grandissimo centrocampista. Io dato che li vedo già pronti per disposto leggermente, mi hanno ricordato e vi faccio presente che questi con la squadra di Vitesse Neroverdi d'Arfo andiamo con il numero 1 Elio Tedeschi, con il numero 3 no, scusate, ho sbagliato, mi hanno provato giusto perché con Croce Verde perché è la differenza della Croce Rossa e la Croce Verde, voi siete volontari, tutti volontari e anche loro sono da applaudire. Fate un applauso alla Croce Verde perché sono volontari e so benissimo che vivono solo di offerte, se non sbaglio, offerte e loro sono, e loro non vengono naturalmente essendo volontari tanto tempo libero. Complimenti, grazie di cuore. Allora, i ragazzi sono pronti, si scambia il gardetto. Chi viene a fare la catapalle? Venite giù a fare la catapalle. Venite qua con me, dai. Però allora, voi tre siete amici e allora andate tutti dietro la porta di qua. Tutti dietro che quando il pallone esce andate a prendere il pallone e non passate. La catapalle qua. Venite, piano piano, potete venire tanti anche. Venite, potete venire. Non c'è nessun problema. Voi invece, in fondo a quella porta là. Io sono qua, Quella, voi. Sì, fate il giro e andate di là dove c'è quel. No. Donatelli, vai Donatelli, dai! Bravo, Donatelli. Corregge, va, dica, sulla sinistra per Galli, capitano! E non riesce a tirare la placa! Adesso facciamo, ti posso fare delle domande? Secondo te chi sta giocando meglio? Quindi la Juventus o il Neroverdi? La Juventus. La Juventus sei di parte ma un pochettino, no? No. Per invece secondo te come ti chiami? Bravo Pier. Ciao Daniele, grazie. Va Rotto! È forte! È partito! Ho detto la dribbla. Wow! Fischio è avuto rapido. Grande fischio. Mano Mattei. C'è Piero, pure la squadra, dai. Ciao! Chiude un po'. Ai pacchi. L'arbitro lo vedo un po' inglese. Sì, fischia poco. Inglese. Quella che l'ha cuccata. Ore! No, sta la pucciata. L'inglese. L'arbitro. Scusa l'inglese sa garage. C'è fuori gioco, sarebbe fuori gioco del Josef Rota. Qui sarebbe già un rigore. Gol che si associato. Anche per vedere giocare da Gesù e da Andrea Nacci. Ma fermo. Dopo il gioco contro 8. Lì è segnata anche la Coppa dei Campioni. Lancialo, Beppe, daglielo Beppe! Ha fatto il Vale allenata anche giù dal Hamet. Taccalo. Bello! Mancino? Quadra quadrata. Firme Beppe! Oh, che è tutto il Pelese è andato da Bottigni lì, guarda che tira di qua o di là. Attenzione Maratonelli. E quasi. Come è andato? 1-0. Falla na, dalle, buono, vai! Vai, Rota! Vai in vacanza! Dallo bene Matteo! Fallo! Bravo arbitro! Su Pier, va su, diglielo a Mario!
da macellai. Meglio ora. Meglio no, sì. Voglio dire. Andavano giù e si alzavano. Fa grande chi fa. Pazzesco, non deve fare mia che. Centro, sinistro, destra e di Partizan. Vai. Vai Berto! Che ottimo stop, Moratti. Dietro deve Biaschi! 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 L'apertura di Romere sull'altra fascia è andata a buon fine. In 3 contro 1! No! Anche questo è grazie. Bello! Poteva essere il pareggio e riaprire bene, la partita è ancora lì, tantissima. Berto! Ha preferito bloccarlo un attimo e far prendere fiato alla sua squadra. Da quanto fuori gioco? 2 minuti? 1,5 metri era il fuori gioco. Che lui non c'era al suo posto, solo quello. Ah! Lì è giovane però, questo da completo. Potranno fare 3 tempi. Attenzione, Virto! Entra il numero 19, De Stefano. Applauso per De Stefano, applauso per Virto che ha fatto un assist, Virto per l'indifferente sul gol di Biaschi. Guarda Rocco! Siamo di meno per Peppe! Chiamano cambio, arbitro! Esce Bertocchi, entra Pedersoli, Roberto. Mario! Esce Bertocchi, entra Pedersoli. Esce il numero 14, Domenico... No, entra! Bertocchi, Giuseppe. Sì, Giuseppe Bertocchi è uscito, Pedersoli invece è entrato. Esatto, con il numero 14. 20, il numero 20. Per un fuorigioco. Musica, fuoco! Uomini hanno giocato al fuoco. No, ma senza neanche male. Non scoprire che la fatto il balù porco, dica. Un altro cambio! Per le glorie della Juventus. Entra il signor papà figlio, il cambio. È uscito Sergio Alberti e entra Emanuele Alberti. Ah, niente. In mezzo a tanto Dai, piccoli. Carollo torna indietro. E gol! Porta mano. Luca. Ah, Mario! Fallo! Arbitro!
Cazzo! Siamo 3-1? L'ho vista, questo ha detto che cambi lui. Nella vita cerchiamolo sempre fuori gioco, Dai, dai! Abbiamo l'onore, buongiorno, grazie della sua presenza. Innanzitutto la ringrazio per questa opportunità, soprattutto perché è un film magnifico, no? Quindi credo ci sia la molla che ha fatto muovere le vecchie storie del Cristo e le persone sono lì che si stanno prodigando per raccogliere il fondo per beneficenza. Aiutiamo le persone che può essere. Ciao! Ragazzi, che cosa si